Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una pillola del vostro marietto veneziano. Oggi, da come avete visto dal titolo, parleremo delle regole del gioco in magia. Ma prima di iniziare questo, il vostro marietto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Hildegard, al canale YouTube del vostro marietto veneziano, di venirci a trovare anche nei social, dove in Face Hildegard e marietto veneziano hanno riattivato il gruppo che era un pochettino in stand-by e faremo delle live di Sibille interattive, io personalmente alle 11 di mattina a cadenza random. Prima di iniziare vi chiedo anche di andare nel sito del capitano.altervista.org, qui sotto ci sono i link per poter accedere, dove ci sono 20 ebook di radionica, radiostesia, con le spiegazioni, perché ci sono molte persone che vedono che io su Facebook metto solamente il circuito, in modo gratuito chiaramente, ma non hanno magari le istruzioni, e visto che sono molto attivo non posso sempre scrivere le istruzioni, anche perché le ho già scritte negli ebook, quindi vi invito ad andare a prendere gli ebook nel sito capitano.alteviste.org, ne hanno già scaricati più di 150.000 e in totale sono più di 2 milioni che il marietto veneziano ha regalato all'umanità. Un veggente 20 anni fa mi disse che più o meno solo il Polo Nord non sarebbero arrivati i circuiti del marietto veneziano, perché chiaramente non essendoci corrente. In più abbiamo anche una sezione Hildegard Manetto Veneziano Shop, dove potete acquistare i servizi del Manetto Veneziano e di Hildegard chiaramente. Bene, parliamo un po' delle regole del gioco. Quando uno si avvicina all'esoterismo, alla magia, deve incominciare a capire che ci sono delle regole molto importanti. E una di queste è il tempo. Molti esoteristi dell'ultima ora, no? Quando incominciano a propinare i propri servizi, incominciano a parlare di miracoli, 3 giorni fanno resuscitare i morti, in 28 camminano sull'acqua. Però nella realtà, quando si entra in questo mondo, a parte che si arriva quando praticamente si ha le spalle contro il muro e quindi si arriva stanchi, no? Per la maggior parte, si arriva ansiosi magari di risolvere i problemi che non ha risolto il notaio, l'avvocato, le forze dell'ordine, il dottore, il farmacista, insomma il sindaco, no? Allora si arriva all'esoterista e la prima cosa che di solito uno incontra questi suonatori di piffero che incominciano a elargire miracoli a destra e a sinistra. Ma nella realtà la prima regola del gioco è il tempo. Noi lo vediamo nelle piramidi, hanno 30.000 anni, no? E questi 30.000 anni fa si sono messi a incidere sigilli, simboli sulla pietra, perché sapevano che il tempo è sempre galantuomo, no? E di solito il 90% o l'80% delle persone che si rivolgono a un esoterista è per il cuore, no? Per i sentimenti e roba del genere. E capita che alcune volte si attivano gli esoteristi appunto un pochettino così, che sono improvvisati e incominciano a promettere mari e monti, no? A me è capitato anche che si rivolgessero a me esoteristi, no? Che magari hanno un grande pubblico, no? Mi sono reso conto che purtroppo non conoscono bene le regole del gioco. La prima regola del gioco è il tempo, no? Se non si riesce a fare questa partita in questa vita, un esoterista sa che c'è la rivincita nella prossima e via dicendo, no? Quindi, e questo lo sanno i cabalisti che non basta una vita per raggiungere certi scopi. Chiaramente noi oggi siamo abituati tutto e subito, no? E non accettiamo questa regola del gioco. Il vostro marito ha sempre detto, quando si vogliono fare certi giochi, minimo dovete aspettare 9 mesi, minimo dovete capire che ci vuole un investimento finanziario, perché dal nulla non viene nulla. Se voi pensate che certe chiese di Stato perpetuano da secoli certi riti operativi ogni domenica, mettono lì magari le persone anziane a fare i rosari, vuol dire che loro hanno capito le regole del gioco.
Invece ci sono persone che si avvicinano all'esoterismo e pensano che sia uno spot pubblicitario, no? In 28 giorni cammini sull'acqua, risusciti i morti, duplichi il pane e il vino, ma queste cose sono robe da un spettacolo che non fanno parte della magia di alto livello, per il semplice fatto che ve l'ho spiegato che le entità che sono in alto, no? I vari arcangeli che vengono nominati come se fossero dei vicini di casa, no? Voi vedete in certi social, mercoledì ci incontriamo per pregare l'arcangelo Michelino che viene giù, mentre in Libia, in Siria, in Messico, che arrivano giù su posti da una tonnellata, là no. Però nei social, dove c'è il menestrello di turno, lì arriva di sicuro. Capite, cari amici, che non dico che bisogna essere caduti a piccolini sigilloni, però insomma, un pochettino di. Quindi, Marietto vi dice, la prima regola del gioco, il tempo. Possono passare anche 20, 30, 40, 50. Io, ad esempio, vi ho visto operazioni magiche funzionare anche dopo 30 anni. Quando arrivano, chiaramente, fanno successo. Bene, cari amici, questa è la prima regola del gioco, il tempo, perché il tempo è sempre galantuomo. Con questo vi saluto e alla prossima, ciao!